C'è apprensione a Maerne Martellago per Angelo Zen, imprenditore sessantenne, unico italiano tra i dispersi del terremoto avvenuto tra Turchia e Siria. Zen si trovava al Sahara Hotel, completamente distrutto dal sisma, situato nella città turca dove si è registrato l'epicentro. La famiglia ha chiesto il massimo riservo in queste ore. Mi ha sconvolto sinceramente che sapere che un nostro concittadino è stato vittima o almeno adesso predisperso di questa tragedia che è successa in Turchia, mi ha lasciato molto triste e anche preoccupato. E sono anch'io che aspetto altre notizie per capire se il mio concittadino riusciamo a ritrovarlo. Angelo Zen, originario del Varesotto, ha vissuto a Romano Dezzelino e da alcuni anni si è trasferito a Martellago. Ora vive con la moglie a Maerne. Nel Bassanese invece risiedono i due figli. Sarebbe stato proprio uno di loro a dare l'allarme, tentando di contattarlo dopo il terremoto. Zen, imprenditore nel settore dei macchinari orafi, si trovava lì per lavoro. Anche la regione sta seguendo l'evolversi della vicenda con apprensione. Sono in costante contatto con la Farnesina per seguire in prima persona l'evolversi delle ricerche, ha dichiarato il presidente Zaia, confidando di poter aver presto ulteriori notizie. In questo momento, ha concluso, chiedo a tutti gli operatori dell'informazione di fare il massimo per tutelare la famiglia in queste ore complesse. La speranza deve restare viva, quello è fondamentale e mi auguro che chi sta lavorando su quelle macerie ritrovi Angelo.